Caccia al comando criminale. Ad Altavilla Vicentina, il giorno dopo l'assalto alla villa di Roberto Baggio, c'è tensione nell'aria. I carabinieri di Vicenza stanno conducendo le indagini col sostegno del ROS, il raggruppamento operativo speciale per i crimini violenti, e il RIS, il reparto investigazioni scientifiche, che sarà prezioso nella ricerca di eventuali impronte digitali e tracce organiche. Le indagini si avvalgono anche delle telecamere di sicurezza della zona, che potrebbero aver rilevato le targhe di macchine o furgoni utilizzati dai banditi, ma potrebbe trattarsi di veicoli rubati oppure con targhe false o depredate. Si cercano tracce, indizi. Da questo punto di vista potrebbero essere valutate alcune segnalazioni fatte da chi vive nella zona, magari sono solo sensazioni, impressioni, ma potrebbero anche essere elementi utili al lavoro degli investigatori. Con i carabinieri e anche con la polizia locale c'è sempre un bel interagire, e quindi io avevo anche segnalato un episodio un po' particolare che mi sembrava sospetto, no? E anche un mio cugino aveva avuto un'altra sensazione di persone che passavano senza apparente motivo per le vie, diciamo, per le vie del paese. Sono diversi i punti ancora non chiari, non si capisce da dove siano entrati i banditi, gli investigatori non avrebbero riscontrato segni di effrazione su finestre e porte, i fucili da caccia razziati poi sarebbero stati abbandonati dai rapinatori in fuga. E poi perché lasciare nella teca il prezioso pallone d'oro? Forse i rapinatori non sapevano che la villa presa d'assalto fosse quella del grande campione? Sono stati presi anche loro di sorpresa quando si sono trovati di fronte Roberto Baggio e lo hanno riconosciuto? Di certo ad Altavilla una rapina del genere non ha precedenti e i banditi si sono mossi dando la sensazione di essere professionisti del crimine e di aver pianificato tutto con precisione. Questa è stata una spedizione militare proprio organizzata da criminalità con la C maiuscola, questi 5 persone, una task force armata che ha tenuto in scacco per un bel po' di tempo tutta una famiglia. Ecco, una cosa mai vista e mai sentita da queste parti.